con una precisione disarmante. Voglio, buonasera, veramente questa volta ho spaccato il minuto, 21:30 e una manciata di secondi che veramente erano no, anni no, ma comunque era qualche tempo che non riuscivo a fare così presto. Vabbè, pariamo, però sempre con pochi minuti di tanto ho fatto durante le live, sono sempre stato un tipo abbastanza preciso, ci ho sempre tenuto molto alla precisione, alla puntualità. Poi ci devo giustamente anni vicino fotte, avete anche ragione, ma è una cosa mia. Comunque, niente, voglio allora. Ho fatto durante le live, Aspetta sempre un stato attimo, abbastanza preciso. Ho sempre c'ho la mia voce alla precisione, alla destra vecchia. Allora, eccolo qua. No, tengo sempre la voce mia che si sente non so come si dice il termine tecnico, comunque si sente la voce mia, ma già lo sapete, chi segue le live già sa. Ma che aspetta un attimo, sento ancora la voce mia, ma l'anime di destra vecchia. Non ho abbassato. Spaccimmo il volume, eccolo qua, questo volevo dire. Niente, io vengo da una grande pasta e patana che la provola, perché ve l'ho detto, non so se avete visto il video che stasera ci decisi di fare un video per lanciare, per promuovere la live, diciamo, no? Per dirvi che stasera poi inoltre ci sta alle 10 entra questo ragazzo che si chiama Muzzilli, spero che si chiama così, ma dopo ci domando perché non so precisamente il nome. Muzzilli sta scritto, ma non so se si dice così, se c'è una pronuncia un po' più particolare che io giustamente essendo una casa caruto non so come si pronuncia. Comunque alle 10 entra anche lui, che è un guaglione che è di Napoli e sta in America. È curioso perché comunque fa dei video dove spiega delle cose che lui sta in America, delle curiosità così, è anche abbastanza interessante, no? Perché comunque noi stiamo a Menino, no? A mezzo pure lui, no? Stiamo a Napoli, quindi alla fine che cazzo sappiamo, oltre che alle cose di Napoli, non sappiamo un cazzo, tra virgolette, possiamo leggerlo, possiamo immaginare. Invece suo Agione vive proprio in America e quindi magari è una chiacchiera un po' più particolare, uno che sta nato del mondo e magari ci racconta qualche cosa dell'America, quindi è sempre bello, capito, a sapere di cose, giustamente, vabbè, almeno per me, poi spero proprio che sto cercando di fare delle cose quanto più pure per variare un po', no? Se di Zemma a me che sono una casa caduta, cerchiamo anche case cadute internazionali per cercare di sapere quante più cose possibili. Niente, vabbè, comunque passiamo ai soliti saluti perché ovviamente c'è sta sempre chi vuole essere salutato, io lo faccio sempre con grande piacere. Allora andiamo a vedere chi ci sta. Oramai non me lo segno più perché a netto quaderno non mi sto segnando più i nomi di chi si vuole far salutare, ma vado a leggere direttamente coppa a Facebook, e perché è anche molto più comodo perché sennò mezz'ora prima mi aveva messo il foglio delle carte a scrivere i nomi, sinceramente diventava veramente una fatica e non riuscivo a mangiare, cioè mangiare e scrivere, quindi è un casino. Comunque, Silvia licenziato, grandissima Silvia, la voglio bene, ci sarò, non ha chiesto essere salutata, ma io la saluto ugualmente a Silvia se ci sta guardando, che la vogliono in carne, diciamo così, cicciottella ma simpatica. Questo sarà Renna che la domanda, non lo so, così è perché tem una faccia simpatica, Silvia è bella, no? Che ha fatto un video pieno Bagnoli che si mangiava il panino rosso che stiamo fuori a fermare Puma e lei e la saluto. Poi c'è sta Gaetano Mandato, lo saluto pure a lui grande Gaetano, capo ne manca it saluto, mi sto salutando sempre così che lei chiede, vabbè, comunque chi ci sta, chi sta posso venire a mangiare, salutami Lorenzo Calò. Lorenzo, tu io sono mortificato, nonostante io abbia letto prima il fatto che tu hai detto leggi il fogliettino dell'Immobile Dream che io ti ho dato l'altra volta, nonostante io lo abbia letto e hagi pensato, vabbè, non può capire, a grande a casa caduta, ma l'ha scordato in da stanzetta. E allora non paga manco un mais per chiappare lo sto perché chissà che cazzo l'ha giunito, però mi sono mortificato con te, ma ti prometto, tu ricordamelo sempre, che io cercherò almeno la prossima volta di farlo vedere quel foglietto, pure perché cioè ci metto rosata che è una cosa che cazzo che mi hai dato tu l'ultima volta che siamo visti. Ce lo salutami Jenny Pisani, grande Jenny, lo saluto, Ivano Veneruso, Pasquale Martuscilla, la casa caruto oramai lo so, di nome penso che lo conoscete perché è un cagazzo. Salutami con un saluto caduto per primo, volessi salutare pure il primo, ma io
l'avrò letto per secondo o per terzo. Marianna Iodice, che veramente ci manda un bacione a Marianna perché è sempre presente nelle live, veramente mi fa piacere che mi segue sempre Marianna e la voglio bene. Dario Prince Kite, sono finute le Iene, ha cominciato mistero, tra parentesi Laura Torrisi capisce, dice lui, me la vedo indifferita perché giustamente preferisce vedere Laura Torrisi che non fa manone, parliamoci che vedere me, ma non a tutti i torti, voglio perché non tanto per mistero, perché si sa che è una cagata la trasmissione, ma comunque per un chiavatone come Laura Torrisi, diciamocelo proprio chiaramente fra uomini, che è sempre una bella femmina, questo si deve dire, tanto mia moglie non mi sente, che sta di là. Raffaella De Fazio, grande Raffaella da Bolzano, grande Raffaella, fa molto piacere. Ciao Fabri, saluto, ma non so se ci sta guardando, ma io la saluto io a lei. Allora andiamo a vedere invece chi è che mi ha scritto qualche messaggio, un po' a Facebook sicuramente, e ti salutami. Gaetano Piacente, lo saluto sempre, anche lui ci sta sempre, Gaetano, voglio bene. Antonio Nicotera, anche lui stasera presente, saluta se puoi, Roglia. Carlo Viesti, anche lui, lo saluto, e chi ci sta, Ferdinando Bencivenga, che mi ha scritto proprio mo, e quindi lo saluto. Vabbè, poi chi sta più, poi chi sta fatto di cose, la città già, andiamo a vedere su, no, coppo video, oggi letto già, non so, cioè, io volessi grippare, perché la roba ci scrive, scusate se non vi ho salutato tutti, penso di aver salutato veramente tutti, quindi posso andare su YouTube e vedere chi ci sta collegato. Allora andiamo a vedere chi ci sta collegato. Antonia Mennillo, primo commento, grande Antonia, che veramente non era mai riuscita nella sua carriera di spettatrice delle live a commentare per prima, perché sennò me lo ricorderei. Di solito i primi commentatori sono stati Nicola Bencivenga che tiene la pagina Forza Azzurri, chi è Els con questo MLMD, grande Els, me lo ricordo, scusate se faccio questi rigurgiti, ma vengo veramente a una grande pasta e patata che ho mangiato due piatti perché era buona, ma proprio veramente penso ad magnato, quindi posso parlare tranquillamente. Mi dispiace per chi non ha ancora mangiato, che magari stava nella palestra, stava nella fatica. Oggi mi ha mangiato due piatti pasta e patata perché uno solo sembrava poco, sembrava, capito, una poca un'offesa, no? Quindi mi ha mangiato lui perché sta veramente, voglio, buon a fare, comunque saluto, eccomi a Chris Wells. Gabriusca, ci siamo, buonasera grande Gabriusca, ti voglio bene. Muzzilli, eccolo qua, bella Fabrizio, a commenge che sto qua, grande Muzzilli, eccolo qua, è collegato, che fra 20 minuti entra anche lui e quindi ci potremmo chiedere tutto quello che vogliamo noi. Io veramente sono molto curioso perché per questo l'ho invitato, perché oltre che essere un guaglione che mi pare un guaglione simpatico da quello che vedo nei video e cose, perché veramente mi incuriosisce questa cosa dell'America, perché io ci sono stata all'epoca, ci sono stato tanti anni fa, che era 2005 più o meno, ma sono stati in una città così, quindi ma l'America è grande. Poi non so lui dove sta, comunque lo sapremo fra poco e ci facciamo spiegare un po' di curiosità. Antonella Lella, l'anno per la casa caduta americana, stasera voglio essere, ma americana, che già faccio? Sta Muzzilli, Muzzilli, tu correggimi se io sto sbagliando il tuo nome, intanto, perché sto dicendo Muzzilli, Antonella Lella, no, la Gioletta, Gabriusca, cioè, eccolo eccezionale, sì, un commento alla Piccini. Stefano Masi, ciao Fabrizio, Trasenmo, che avete detto? Stefano, non ti voglio ricapitolare veramente, però ti posso dire che sturta e burta abbiamo parlato di pasta e patane, ammetto che stasera ci sta un ospite americano alle 22, americano, napoletano che sta in America, e poi ammetto più, che mamma YouTube nascesse non l'abbiamo detto, lo dico ora perché come ben sapete lo diciamo sempre, cioè non io, c'è sta pure Alec Mubassone che lo dice sempre di solito, saluta tutti e poi saluta anche la mamma di YouTube, ma stasera non lo vedo Alec Mubassone, non lo vedo, quindi lo dico io perché lui non c'è. Addirittura c'è anche Belen, c'è un contatto che sta scritto Belen, quindi salutiamo Belen che non sarà mai lei, sarà un capazzotto ovviamente. Ferdinando Bencivenga, ce lo si scusate, ma saluta, si può fare sto favore, sei un grande. Ferdinando no, pare che ti salutato prima, comunque se non ti ho salutato ti saluto ora, ciao Ferdinando. Stefano Masi, te l'ho consigliato io di annunciare il live facendo il video, giusto? Sì, ultimamente me l'hai consigliato tu questa cosa, sì, l'ho provata a fare perché sì, ogni tanto bisogna anche cambiare, perché è giusto magari no, paradossalmente quando lo scrivo pare che stanno più mi piace, più quando hai fatto video
sembrerebbe che meno persone l'abbiano vista, ma non lo so se è così, perché poi sono statistiche che stanno in coppa a Facebook, ma io non è che le guardo tanto, quindi non lo so. Comunque vabbè, mi andava di fare il video, ho fatto video e vabbè. Greca, ciao, chi è? Vicky 213, che tiene un nome a codice fiscale, che sarebbe Vincenzo e non mi ricordo mai il cognome. Comunque, ciao Fabri, lo saluto pure io. Poi correggimi se sbaglio, mi pare che tu ti chiami Vincenzo, perché mi scrivessi su Facebook e mi dicesti che ti chiamano Vincenzo. Gabriusca, salutami. Gabriusca, ti sto salutando perché ti ho letto anche prima. Poi questo nome Gabriusca mi incuriosisce, perché, ma o ere oppure c'è un nome tuo che hai scritto così a capicazza. Vabbè, comunque. Medio Oliva, buonasera, grande Fabrizio, non donnega. È diventato un tormentone in casa mia, parimmo ogni due per tre a Lucca all'improvviso, non donnega. E fa spandare a mia madre che come c'è già sto male. Vabbè, sì, oramai tu non donnega è stato il tormentone, diciamo, se non ancora, è il tormentone del momento, che poi, come ben sapete, a Roppi Luigi non si è capito niente di più, è stata veramente una non tonnega mania, perché chi lui c'è stato poco fa, era molto attraente, nel senso che, non so, quando la vista la prima volta, veramente di packer, chi non faccia chi lo guaglione, che mi ha fatto veramente, ve lo giuro, se mi viene a ridere, però veramente mi ha fatto poco tenerezza, perché comunque non è mai bello vedere delle immagini violente, dici, ma tu ridi, cioè, voglio sfido, diciamo, chi è canzato mi sono poco a ridere. A me mi ha fatto la doppia sensazione, da un lato, a Git Maronna, amico packer, cioè, che scena, e dall'altro lato veramente mi ha fatto pena, voglio. Però poi è scoppiata la mania e comunque poi alla fine ci hanno fatto anche dei video dove dicevano che stavano scherzando, sicuro mi non stavano pazziando, però mi è piaciuto il fatto che allora hanno sdrammatizzato la cosa e quindi alla fine poi penso che è tutto a posto. Allora, Vincenzo De Lucia, buonasera Fabrizio e buonasera a sta bandi Casa Caruto, grande Vincenzo, buonasera pure a te. Scusami un attimo, Vincenzo, mi pare che mi ha scritto Kangop, no, smalato sunnato, eccolo qua. Allora. Damiano De Michele, ciao, buonasera, mi saluti la mia amica Caterina, la più bassa di Frattamaggiore. Caterina, io ti saluto, non so se sia vera questa cosa che sei bassa, comunque un cazzo te ne fotte, ti metto pari tac i 14-15 centimetri e nessuno se ne addona, nessuno se ne accorge. Giovanni Scippa, Ocero sei diventato quasi uno scocciato, stai perdendo tutte cose in capo, no? Quando hai detto scocciato, pensavo che io mi ero scocciato, no? Tu, stasera mi sento abbastanza allegro ad avere visto questa scocciataggine, ma tu ti riferivi alla scocciataggine della testa, ovvero non lo posso negare che diciamo, più passo tempo e più diventi scocciato, perché così perlomeno a me, poi non lo so, sì, però più o meno l'età quando avanza, comunque tengo quasi 33 anni, voglio, cioè la scucciataggine inizia proprio a quest'età, più o meno anche prima, diciamo, un po' sta pochi perdi capelli già da bambino, no, però per esempio cugino, ma Piette Pull, no, Francesco che ha fatto i video come ha perso i capelli già della 15 anni, già che non teneva i capelli, però dipende, poi sì, sto andando pure mano a mano su piani che la via là, magari già fa la vita, poi magari buscano cose soldi, mi faccio un grande trapianto di quelli là alla Totò Schillaci senza la palla più. Vabbè, comunque buonasera al magico pigiama grigio dopo Vincenzo De Lucia, sì, questo oramai fa parte di me, un pigiama che io nonostante, guarda, devo dire la verità, mosse sto facendo certi video che tengo sempre sto pigiama culo, no? Allora una oggi c'è Roma, si fa sempre i video con pigiama e io chat sì, perché comunque quando mi capita i video a sera sto con pigiama. Certo, però stiamo accattando pigiama un po' più moderno, ma mi fece riflettere che c'è tu che so erano pigiama vecchi, ecco, a poco che dico che ci sta pure la moda dei pigiama, cioè pigiama moderno, pigiama vecchi, io non lo so, non ne capisco di moda di pigiami, però praticamente sono affezionato a chi so che come mi tiene caldo. Poi diciamo che tenga, non so, c'ha quando anno mi piace tenerlo, perché uno poi si affeziona, non so voi, però mi affeziono ai pigiami. Allora, scusatemi questa cosa perché ho perso un attimo i commenti. Sto andando un attimo indietro. Eccolo qua. Franco Dangieri, voi salutami, sono nuovo, grande Franco, mi fa piacere, benvenuto in questa live che noi facciamo sempre tutti i lunedì. Vabbè, ma stiamo facendo martedì, però siamo ritornati a lunedì. Con lunedì o martedì più o meno, con lunedì, anzi, perché da oggi in poi
la facciamo il lunedì alle 21:30, nel caso non te la riesci a vedere, stanno a YouTube, te la vai a vedere una roba, oppure una roba, 3 giorni, quando cazzo tu, tanto poi si registra su YouTube. Gianfri Picardi, buonasera, Cerone, salutami, grande Gianfri. Fernando Bencivenga, ma secondo te Adele, con la Panz o Fuce non in Natale, voglio Adele veramente te un fisico scaldabagno, però devo anche dire che Adele rispetto ad anni fa, quando proprio veramente era uno scaldabagno, perché poi cioè, era proprio così, non c'era poco da fare, è molto dimagrita, così sembrerebbe, poi non so se si fanno i malati, quindi i video fanno, no, ma non credo, perché poi ho visto anche altri video di Adele, ecco, Adele è una bella femmina, parliamo di è poco fatta così a purticilla, ecco, però c'è anche a chi piace queste donne un po' più in carne, più così, ha fatto a kebab, perché ci sta, voglio, ci sta chi ci piace un kebab e chi ci piace insalata di riso, per esempio, quindi alla fine a me mi piace pure Adele, perché cioè, ho detto Freddo, ah bella, lascia stare, Adele pure, quindi posso parlare, scusa, però comunque non è male. E poi gli altri c'è meglio Belen, ovviamente, che dici, ma giustamente cazzo di paragone fai, è logico che Belen è nata, però sono quei tipi di donne che a uno può pure piacere, come ha già fatto. Poi non so se si fosse un capodanno, penso che si mangia tutto, non lo so, perché poi no, però comunque, ma cazzo di domanda mi fai? Cioè, vabbè. Comunque Gianfri Picardi mi dice che non sono potuto venire al video della parodia Annisida, mi sarebbe piaciuto venire a ci fare 2 risate, sì. Fortunatamente no, mi dispiace che non si è venuto perché poi siamo stati bene, perché abbiamo fatto una scena di uno dei 2 video che stiamo preparando e ci siamo divertiti, ovviamente, se uno solo che pareva, stiamo vicino al mare, pareva che ci potevamo fare addirittura un bagno a mare. No, siamo state buone, un paio di ore così spagate. Pacos, ciao Cero, grazie del saluto, ci vediamo dopo, devo finire di editare un video, ti voglio bene, pure il sat buono. Mia Colucci, buonasera a tutte le case cadute, buonasera mia, se dice una sorella palla mia, scusami, ma non so perché non si è usato in capo ogni tanto, quella sarebbe Maria a sorella palla mia, almeno noi dicevamo così quando eravamo piccolini, ma non è un'offesa a te, non sta usato mai in capo. Luigi Sardello, potresti fare un video per sensibilizzare i ragazzi a non bere alcol ah no, è una domanda. Potresti fare un video per sensibilizzare i ragazzi a non bere alcol quando devono guidare? Sarebbe importante se lo facessi tu, visto che i ragazzi si sentono vicino a te, spero che tu ci pensi su. Ma guarda, poi non è queste cose, fa qualcosa, però sai, non so, mi sentirei anche un po', non so, dipende poi da quello che si fa dal video, però non è male come idea, cioè l'idea mo sta proprio queste idee per sensibilizzare, non sono male, non sono malacce, solo che io mi sta applicando poco, perché di solito faccio sempre queste cose un po' più leggere, quindi fare una cosa un po' più a così magari ma si applicano poco, non è proprio il mio, ecco, però è una bella idea. Lorenzo Calò, sui giornali di gossip, non li leggo proprio, dicono che Roberto Carlino ha una figlia di 14-15 anni, e meno male che non riesce, ma mica si chiama Chiamo Carlino, no? Non so che stai dicendo Chiamo Carlino, perché stai ricordando che la pubblicità facetti e che là che poluzzavi i fornelli, la zazzosa, che tenevi di macchi caffè a Rurician, coppie cose, vabbè, comunque a quello ti stai riferendo, secondo me. Luigi, voi Cero, siamo nuove case cadute, grande Luigi, benvenuto anche tu alla live delle case cadute, che è la nostra, dove veramente stai a tuo agio, puoi dire quello che vuoi tu, perché tanto c'è più casa caduta di me, non ce n'è, quindi tu figurati la tua casa carutaggine quanto può valere, dici, cammizzo, no? Emanuele Vanacore, sì, buonasera grande Emanuele Vanacore, saluto. Luigi dice, noi stiamo giocando poker, IDS App Cash Game No Limits Egg Sticks Texas Sud, frate, fammi capire pure quello che vuoi dire, perché essendo che saccio solo Texas Sud, mi sa tutti questi spacci mi parlo gate, parlo con magna, perché sennò non ti capiamo, almeno io non ti capisco. Arustasso, un attimo, scusatemi, ho fatto troppo che... Maria Oliva, quasi 33 anni, ma ci visti crescere, ma non credo. Un telefonino bello buono, ha fatto cagare sotto, no? Ha fatto una vibrazione. Sì, no, mi visti crescere, non credo, però sì, voglio, tengo 33 anni quasi, a maggio, quindi
l'età è quello che è. Jacopo Ingluvi, ciao Jacopo. Antonio Lella, ti fai un trapianto alla parrucchino Conte. Voglio, ma intanto chi lo Conte? Noi perché lo sapevamo prima e dicevamo, guarda chi sa fatta, mi sa, è morto in capo, perché però, cioè, voglio, se si spacciami trapianto, uno perché li conosce prima, allora dice, è bene, sai, cioè, frate, ma però intanto, cioè, ne spacciami i capelli e te, non così sembra. Quindi, per carità, solo c'è una cosa, so. Vincenzo De Lucia, diciamo che il giorno dopo è Marca Ragno, che la marca c'è sta buona sulla modelli in coppa a scatola. Effettivamente conosco la marca Ragno perché ci sono anche le mutande della Ragno, che noi non lo sappiamo bene, noi maschietti lo sappiamo perché più o meno le mamme nostre innamorate, cioè, quelle ci comprano in dei mercati in avanti, soprattutto le mamme, ci accattano questi mutande Ragno, oppure, che ne sa, ci rimarcano poco strepes. Tanto noi giustamente diciamo, ma intanto chi trimaveri, no? Perché poi si dicesse ma fa col cappello, col voto, quando capita, allora sai, ci mettiamo tanto Dolce e Gabbana, trimmo solo uno, no? Per esempio Dolce e Gabbana, però la trimmo per quando ci facciamo che la pelle, no? Che per fare capo, pare che la voglio aspetta a guardare tanto, no? Voglio dire, con queste cose da maschietti, che, che lo so che ragioniamo così. Comunque Roberto Vasaturo, ciao Cerrone, sono nuovo, ti volevo chiedere, ma perché nella parodia di Natale ti fai fare la dieta da Francesco Gaudino che tiene una panza esagerata, sei un grande. Effettivamente, vabbè, Roberto sta riferendo alla parodia che abbiamo fatto con la palestra Imperial, e Francesco Gaudino è il padrone di questa palestra, che effettivamente Francesco cioè, c'ha un fisico severo, che sotto c'ha un fisico che c'aveva, un fisico forse un po' diciamo muscoloso, però effettivamente ha fatto monaci, fa scimmie panzo, voglio dire, un po' come la mia, non è, quindi alla fine effettivamente mi dice a me di fare la dieta quando proprio prima secondo me è proprio lui, però effettivamente era un video, quindi era tutta finzione, quindi va bene così. Stefano Masi, oggi ho cominciato a faticare al call center e mentre stiamo chiamando a uno, ha pensato alla tua esperienza di call center e immagino mi sa ridere, non faccia che lo mannaggia a te, ma sì, ma nel call center ripenso che ti farai una bella esperienza di storie, di vissute, perché secondo me nei call center veramente escono un sacco di storie, secondo me, poi vedrai, perché è un ambiente dove la gente non sta accendendo il telefono, pare che sconnettono. Mia Colucci, scusate se scrivo così, ma su magnato lo spazio la tastiera. Ciao Cerro, sì, perché effettivamente ci sta scrivendo con delle cose, come si dice, con il trattino in mezzo, pure io appena geletta, ma che spacci, proprio quando si rompe lo spazio, purtroppo queste sono le cose. Luigi Sardello, potessi fare un video dove sensibilizzi i ragazzi a non guidare dopo aver bevuto a Natavoto? Sì, ti risposto prima, spero che tu l'abbia sentito. Stefano Masi, Fabri ha un sogno nel cassetto. No, ma me ne perché ha pensato cassetto, perché effettivamente oggi mia moglie ha montato una cassettiera da sola, praticamente, perché in ciacio proprio, perché oramai, perché non è che giochi da una mano, però mia moglie dice che a me poveri quando faccio quando avvito le viti, perché sono lento, perché mi ci passi, voglio un buco, che abbiamo montato un letto e abbiamo montato un armadio nelle ultime 2 settimane, voglio ma ci ho fatto un culo tanto, sarà perché non sono abituato più a fare tanto movimento, sport e roba, però quando mi ha giocato in terra a vita che li vide, siete da qua, mettete queste, voglio, magari una roba tenevo l'acido lattico pure in capo, e quindi stavo proprio male. Quindi la terza cosa che mi ha montato, cioè, oggi fatto che stava diventando, cioè, a domenica montiamo la domenica queste cose, abitualmente, ultimamente, e si va andando la domenica del bricolage, allora io non ce la faccio, posso essere scassato pure le cazzi cose che teniamo noi a casa, i cinesi, no? Perché veramente ha buttato due sparanti per accattare queste cose e si sono rotti questi giraviti, queste. Vabbè, comunque oggi ha montato, vabbè, comunque scusami se sto aprendo questa parentesi, ma sto fatto il cassetto mi ha fatto ricordare questa cosa. Comunque sogno nel cassetto, io voglio, ma ne sentono cuofono, veramente ce ne ho tanti di sogni nel cassetto, ma io volessi fare tanti cose, volessi fare un film, volessi scrivere un libro, volessi fare volessi viaggiare, volessi fare un sacco di cose, forse viaggiare, proprio come sogno proprio a così, però c'ho i soldi, non è che è tanto un sogno. Jacopo Inglupi, mi sei simpaticissimo grande, ma io ti voglio troppo bene, ti voglio bene, che se non ti posso dire di più. Franco D'Angiri, hai visto il film di Clementino Nto Enghe, Ghe Pechegno, scusami, che si chiama All Night Long? No, voglio, non sapevo manco che hanno fatto un film, sinceramente, sapevo che facevano le canzoni fino a prima di leggere questo messaggio.
non sapevo che facevano i film pure. Allora io vi ricordo, perché non vi voglio far scordare, fra 5-6 minuti si faccio collegare su un napoletano che sta in America, che si chiama Muzzilli. Allora vi spiego, per chi non lo sapesse ancora, io ho gagnato modo di fare la live per cercare di fare un po', di cambiare un po' le cose, perché sennò ci ambusciamo a wall sia io che voi. Allora cerco di fare, e farò sempre così, la prima mezz'ora leggo i commenti e faccio quello che sto facendo mo', dopodiché quando tras l'ospite, che in questo caso sarà questo ragazzo che si chiama Muzzilli, mi metto a parlare quiz, leggerò le vostre domande ogni tanto, ma non come leggo mo sempre, perché sennò non si capisce un cazzo, quindi non vi pigliate colore, sì, fra 10 minuti vi cagano poche meno, ma comunque parleremo di cose, diciamo, penso che sì, pulito brevi, io penso di sì, perché comunque più o meno. Allora, su un attimo a rete, no, su Rete perché ho rinnovato i commenti, eccolo qua, ho fatto le cose, hai visto il film? Ok. Stefano Masi, che fare a Capodanno? Guarda, questa è la domanda che penso del secolo, perché no, ma no a me, senza che tutti quanti ricevono questa domanda, non nessuno sa che da fare, io, quindi nemmeno io. Mia Colucci, lo so pure io, cantavo quando ero piccerella. Ma che cosa? Non ci capito che canzone, non so pezzi, scusami, ricordami cosa. Stefano Masi, cosa elimineresti da quest'ultimo anno della tua vita? Cosa eliminerei da quest'anno? Questa è pure una bella domanda, perché non ci proprio idea, ma io tendenzialmente non voglio mai eliminare nulla, cioè non eliminerei mai nulla. Tu dici, come ne eliminassi cose brutte? No, no, sai perché? Perché comunque pure dalle cose brutte si impara sempre qualcosa. Tu dici, poi cazzo, no, che tu dici, ma certo, eliminerei, che ne so, qualche male di panza, ma non lo so, forse non ne ho nemmeno avuti. Però no, perché alla fine quello che succede, che uno se lo va da pigliare, no? Quindi alla fine sembra retorico quello che sto dicendo, però vero, cioè uno sa da pigliare cose come me, non deve eliminare nulla, se è successa una cosa è successo perché doveva succedere, perché magari poi ne doveva succedere un altro, quindi alla fine magari ci elimina, ma no. Comunque a Lorenzo Calò, annuncio importante, a gennaio partirà la nuova stagione di C'è posta per te, tra parentesi, dove avrai la possibilità di incontrare Roberto Carlino. Il problema è che già da agosto partiranno le registrazioni delle puntate, quindi non so se i casting sono ancora aperti. Non so, ci manchi, però se veramente fa, come si chiama, Cala, cioè posso per te, io veramente scriverò una lettera dove veramente voglio incontrare Roberto Carlino. Poi magari cioè, se danno la possibilità di farlo, voglio dire, perché può essere vicino con mamma, però si scrivono, volete vedere qualcuno, scrivete alla redazione, io quando è bello Dio, ci scrivo perché faccio pariare, no? E voglio incontrare veramente Roberto, quindi glielo scrivo e magari poi non so, ci facciamo caso mai io mettono una, ci pensate una volta che potevo mettere su Facebook tipo la mia lettera e magari poi pure voi mi davate una mano a spedirla alla redazione. Intanto quando ci sono fatto una sputazzata, non so se l'avete vista, proprio a pallonetto, la tengo un po' adesso e caso mai ci mandiamo così quelli vedono che ci mandiamo più in noi e magari fa più peso, no? Un'email mandata da più persone rispetto a una email mandata solo da una persona. Comunque ci sta usata meglio Oliva. C'ero pochi giorni fa, mi sono fermato a pensare un attimo ad un grande problema che mi affligge da mesi, ma ho dentifrice a 3,80 €, tiene ancora, voglio. Io vi chiedo veramente, cioè, come si dice, vi imploro di non ricordarmi più di quell'episodio nero della mia vita, economica soprattutto, e io cerco di scudazzo fatto, ma ogni tanto voi veramente mettete questo dito nella piaga, questo edificio che ha giocato 3,80 in Grecia, risollevando le sorti di una nazione, perché poi la Grecia faciteci caso senza essere tutti più fatta la crisi della Grecia, perché ci ha girato 3,80 kg e gli servivano per ma sì, ci serviva per pagare i debiti e quindi ci mancavano solo 3,80 per risanare le casse dello Stato e chi li figli e bucchi in realtà sì, ora c'è un dentifricio a sceno 3,80 e quindi ho risollevato la Grecia e nessuno mi ha ringraziato, voglio dire. Comunque, Ferdinando ben ci venga, ci sarà una nuova serie TV su Netflix, House of Fallen, che per chi non lo sapesse significa case cadute. Io l'ho saputo solo che su vengo a Google Traduttore una volta che me l'hanno scritta, non che perché io sappia l'inglese. Media Oliva, c'ero pochi giorni, no, siamo 34, Stefano Masi, stiamo risalendo un po' la china rispetto alle ultime live, avremo 4 in luglio. Francesco Troiano, oltre a fare video su YouTube, che video fai?
E che video già fa? Qualche video coppa a Facebook, se vedi su Facebook, anzi, che sto facendo veramente tutti su Facebook i video che faccio, perché oramai cioè, non pubblico più YouTube se non che con parodie, così, ma di solito, cioè, anzi, pubblico solo su Facebook, quindi vanno a Facebook, coppa pagina mia, oppure sul mio profilo, anzi più sul mio profilo ci stanno i video e te vai a vedere. Ore 22, poi ci mando il link a Mozilla. Ah no, dice la managgio il link a Mozilla. Mozilla, ti devi solo collegare. Quando detto fatto e si è collegato precisissimo. Me l'hai fatto manco dice. Uè, buongiorno, buonasera a tutte le case cadute. Grande Mozilla, grande, si trasudò subito nel linguaggio Sto seguendo da mezz'ora ormai. Grande, come stai? Tutto bene, tutto bene. Ma scusami una cosa, io mi devi perdonare perché io ci ho pensato dopo, ma sicuramente in America, mo dove sta lui, saranno le 3-4 notte perlomeno. No, sono le 3 del pomeriggio qua. Ah, veramente? No, mi fa troppo piacere perché pensavo che fosse di notte, ma io oramai ce l'ho agit, che già fa? No, tranquillo, 3 del pomeriggio, fresco e tosto. Meno male, perché pure la città, ma sì, mo se 3 notti sta aspettando a me. Tranquillo che mi scettavo lo stesso per te, quindi. No, per non dirmi la città sicuramente si scende, però poi, sai, ci pensavano poco che la città era che tarantella. Però sono troppo contento che mi fatto delle 3 del pomeriggio. Grande. Oh, bello che la maglia Ramasic proprio arruffianata. L'ho riposizionata apposta per te, mi sono messo in un punto. Ci avrei scommesso che l'avevi messo già perché la fa sta live, no? Perché cioè che ce l'hai. Tengo quella di Higuain di fronte a me se devo girare la telecamera. Vabbè, no, Amasic, ieri si è mangiato con l'Amasic che voglio dire. No. Sta maglietta non so se ti farà guadagnare o meno la stima di chi ci sta seguendo. Proviamo, è autografato, proviamo, vediamo che possiamo fare. Sì, ma subito voglio sapere subito una cosa. In quale città stai? Taj Pez, quando si in California più o meno, poi non so se è ancora là. No, dalla California sono passato in Texas e dal Texas sto a 2 ore da Nashville. Ah, faccio cazzo. Aspetta, allora, Texas, se non mi sbaglio, le mie conoscenze geografiche dovrebbe essere quasi al centro dell'America, come sbaglio? Sì. Quasi al centro. Ok. Nashville più o meno, credo, Superman era di Nashville, o no? Quella era Smallville, no, che era? Forse proprio Smallville, bravo, che è una specie di Superman. Sì, là. Nashville è Middle West, Middle East. Middle East americano, sì, un po' verso New York, Chicago. Atlantico. Atlantico, sì. Ok, nord-est. Nord-est, sì, sta tipo a 8 ore giù a Chicago. Ma ti sposta sempre tu, a quanto vedi? Cioè, ti fatto... E il lavoro fortunatamente il pizzaiolo napoletano va in America, va in Italia, va in Europa e va in America. Giustamente, tu fai il pizzaiolo, ecco qua, io avevo dei cioè, hai capito che facevo pizzaiolo, ma chi ci sta non lo sa, e quindi tu fai il pizzaiolo là in America. Bello però, no, perché è affascinante questa cosa. È bello portare fuori dall'Italia, fuori da Napoli, la tua passione, il tuo lavoro. Sì, perché sicuramente sarà molto anche più pagato, sarà molto più... Pagato e riconosciuto. Riconosciuto, sicuramente, questo sì, questo è vero. Fai buono, tu quando anni hai? 24. Ah, un nome tu qual è precisamente? Allora, praticamente, ma ti spiego tutto, perché io ho seguito all'inizio che non riuscivi a dire Muzzilli. Praticamente, non so come si dice, io l'ho sentito da un'amica di mia mamma che mi chiamava così quando ero piccolo, che tenevo tipo 10 anni. E quando ho aperto il canale YouTube, quando vai a scegliere i nomi, non sai che nome mettere, ok? Boom, mi è saltato in mente Muzzili, che sinceramente non so che senso possa mai avere questo nome. E ce l'hai domandato all'amica di tua mamma, non ce l'hai mai chiesto a cazzone? Gliel'ho chiesto e diciamo che nemmeno lei mi ha saputo dare una risposta. È tipo quando
crei quei nomi alla cazzo senza nessun Sì, motivo. lì, Senza cose nessun... vezzeggiativi da così, capisco, capisco. Però non tu proprio... Alessio. Ah, Alessio, cioè, tu una volta mi dicessi, mai sono passato un po' di tempo, ma quando ci siamo Lo iscritti... so, è grazie a Aurone Channel che ci siamo messi in contatto io e te. A ma forse sì, sì, Maurone, poi tra l'altro. Sì. Aurone Channel, grande. E per ricordare una storia perché io non me la ricordo, mi ricordo qualcosa, però precisamente... Praticamente io quando stavo in California feci un video sul cafone in California. Andai a una spiaggia della California a petto nudo con il crocifisso bello grande e andai a cazzeggiare sulla spiaggia della California a fare un po' il cafoncello. E questo video lo mandai alla fanpage Urone Channel e da sì. là Mauro mi ha contattato, ci siamo messi a parlare. Io mi ricordo che un paio di mesi prima, oppure un annetto prima, Mauro ti sponsorizzò un pochettino sulla tua pagina YouTube, Facebook. Sì, la sua pagina, sì. E quindi chiesi, oh, mi fai mettere in contatto con Fabrizio perché lo seguo, cioè lo seguo. Grazie a te, grazie a Aurone Channel ti ho conosciuto. E Ma quindi... piace, ma video e combinazione a video, no? Perché sì, è un paese che io, lui mi metteva molti video sulla pagina sua, all'epoca che facevamo più video su YouTube e cose, e sì, mo sta risultando sta cosa, sì. Sì, sa, un paio di anni fa più o meno, un paio di anni fa. Sì, un paio di anni fa, perché poi anche lui ha iniziato a condividermi i video, però me lo disse, purtroppo Facebook ha cambiato tutti gli algoritmi, non si riesce a fare come era prima, cioè se 60.000 mi piace, mo all'incirca 1.000 solo vedono i tuoi post. Sì, dopo cambiarono tante cose, Facebook è diventata un'azienda, quindi Sì. alla fine, comunque uno continua. Devi pagare purtroppo. Qua in America vanno avanti con i soldi. Sì, intanto tu sei proprio mo avranno mandato Facebook, cioè alla fine. Quest'anno a Palo Alto, in Allora, California. io abitavo proprio a 10 minuti di macchina. Feci un video che andai a vedere la Facebook, Google, la Apple. E dove sta sto video? Sul tuo canale? Sul mio canale, sì, se non mi sbaglio si chiama I Big Money in America, una cosa del genere. Sono i miei primi video che feci quando stavo in California. È bella sta cosa che fai tu, perché a poi la può fare solo tu fondamentalmente, perché cioè, tu stai là e quindi cioè, fai vedere l'America a noi che stiamo qua, alla fine. È tutto lì la cosa. Mi diverto. Lo faccio per divertirmi, perché non è un lavoro per me YouTube, è un passatempo, è una cosa per, come dire, mantenere una relazione con l'Italia. Sì. Mi sto dimenticando anche l'italiano, un altro poco. Confondo italiano, spagnolo con inglese. Ma tu a quanto tempo stai a lei? A quanto tempo stai là? Saranno 4 anni. Sono 3 anni che sto qua. Però ho avuto i documenti quando tenevo 16 anni, andavo e venivo. Perché se no mi ci c'avevi tuo padre che stava là, una cosa che Yeah. no. Okay, che sta ancora là. Sì, sta ancora qua. Lui sta in Colorado ora, che l'erba è legale, quindi si è spostato da quella parte. E chi è padre di Snoopy Dogg? Chi è? Stiamo là. Bello, è una bella storia veramente. Una bella realtà l'America. Purtroppo è difficile arrivarci perché chiudono. Non è come in Italia che facciamo entrare cani e porci. Qua chiudono le frontiere. Lo so perché là, vabbè, la Green Card e tutti quelle cazzo. Vabbè, c'è sta un po' come l'Australia, se non peggio l'Australia è un po' più chiusa dell'America a livello di immigrazione. Però per una parte non si può negare ma oddio, succedono pure certi quelle cazzo, ma come è successo, vabbè, però loro tendono ad avere questa politica di prevenzione rispetto ad altri paesi, come questa, gente di tutta maniera. Ecco. Non che questo poi faccia sì che un paese ci stanno meno tarantelle o no. No, le tarantelle stanno pure qua, tutti i giorni. Cioè. Però vabbè, forse è giusto così, non lo so, non sono nessuno per giudicare questa cosa, quindi non lo so. Lo può dire meglio tu, se si lascia stare più tranquillo. Ecco. Però vabbè, so solamente che gli stranieri là comunque sono molto, forse saranno pure i capicazzo, ovviamente, però sono molto interessati. No, lo sai qual è il fatto qua degli illegali? Perché ci stanno anche. L'unica cosa che, come dire, li rendono legali, tra virgolette,
cioè sanno che ci stanno, quindi quando tu vai a lavorare, il datore di lavoro ti cerca i documenti, quindi ora deve essere l'illegale comunque a prenderseli falsi. Cioè, come dire, cercano sempre di legalizzare l'illegale, non so se rende. Sì, no, ho capito quello che vuoi dire. No, e poi stai pensando a sto fatto quando si vedono dei film americani, stanno sempre sti cazzi messicani che vengono messicani. Stanno dappertutto. O stereotipo regime dell'italiano che vede l'immigrato in America e un messicano che supera quei confini, quelli rez, no? Quelli cose, non so, non so se è vero. I film americani tendono a far vedere sempre questa cosa. Ci stanno che cammina, perché una volta mi fermai a parlare con un messicano, praticamente camminano giorni interi, nel Texas la maggior parte, là passano tutti, camminano giorni interi con i coyote, così li chiamano, i coyote, quelli là che li scortano fino alla città più vicina e poi da là sono entrati in America e fanno quello che vogliono. I coyote stanno come fossero quelli là, i scafisti, diciamo, del nostro, tra virgolette, la Libia, no? Sono i Boy Scout che li prendono dal Messico con gli zaini in spalla e in mezzo alle caverne. Questo mi spiegò che praticamente dura 20 giorni la camminata, perché si devono nascondere, l'esercito americano stanno con i fucili e li ammazzano, è tosta, è tosta. Pensano proprio cazzo a cacà. Vabbè, comunque, prima un attimo, no, voglio dire perché ogni tanto poi... Allora, dimmi un po' tu le case cadute tue, che domande mi vogliono fare? Sì, infatti voglio andare a vedere subito sì, se sa qualche domanda per te, mi fa piacere che te la fanno pure loro. Vabbè, te leggo che sta cagata tengo proprio ma ci stanno i cinesi messicani pizzaioli? Ma chiesto Stat 3 si chiama, ma chiesto sta cosa? Dimmelo tu. Ci stanno i cinesi, i messicani, non ho mai visto un cinese e messicano insieme. Ho visto un cinese nero, che era molto strano da vedere. È una cosa, ci sono un link in coppa a Facebook e sto cinese nero, ma secondo me non era manco cinese, però tenevo lui così. Era qualche paese, Laos, quei paesi, sai. Però sono curioso lo vorresti, una fotografia, vogliamo vedere la prova di questa cosa. Lo vidi quando stavo in California, stavo comprando qualcosa, lo vidi, io lo guardai, quello disse che vuoi? E sì, no, niente. Eri sconvolto sta cosa, un cinegro. Hanno scritto un cinegro, Cinegro. un cinegro è bellissimo. Un'altra domanda, che sa che è inutile, Tarico, solo per far fare una risata. In America l'ha mangiata all'impepata di cozze, ma penso che non credo proprio no? È difficile perché non è che sono buone come... È difficile trovare il pesce buono qua. Sì. Forse in California, forse a New York, ma qua no. Dove sto io no. Il cozzo penso proprio no. Stefano Masi ti fa una domanda più intelligente, ma lui è un guaglione intelligente, non che gli altri non lo si, però Stefano è proprio... Comunque dice, Muzzini si può lasciare tutto e venire in America, c'è opportunità, quindi rispondi tu proprio. C'è opportunità, ma bisogna avere i documenti oppure bisogna avere una preparazione professionale, un diploma, qualcosa che ti certifica nel fare quello che fai. I documenti diciamo che si possono avere, i visti lavorativi non è facile ottenerli, però non è nemmeno difficile se sei uno che sa quello che fa. Nel business della ristorazione è facile, cioè cercano comunque, i pizzaioli napoletani cercano. Pizzaioli, ok, quindi vabbè, una qualifica che tu ovviamente pensi che cazzo, no? Con una qualifica da pizzaiolo hai più opportunità per venire in America, ovviamente. Anche il cuoco, guarda, per esempio ora al ristorante nostro stiamo cercando un mozzarellaio. C'è uno che sa fare le mozzarelle, cioè penso un poco. No, un mozzarellaio addirittura. Mozzarellaio, sì, perché qui in America non sanno fare la mozzarella, che ti sembrerà una stronzata. Però, che sarà un'arte che non ha manco idea, però sarà una vera arte. Sì. Poi avrei come bene, perché poi non so le bufale, latte quelli cazzo, non credo che sia come questa qua, però comunque penso che pure la fanno la mozzarella proprio, non è che la importano solo, penso che la fanno. La mozzarella di bufala la importiamo, il fior di latte lo cerchiamo di fare perché sennò costerebbe il triplo, ma non è mai buono come quello che mangi a Napoli, cioè
E com'è però? Cioè, non è... Ok, però com'è? Cioè, è buono, si può mangiare. È buono le prime ore, poi dopo si diventa plastica. La mozzarella proprio diventa plastica. Cioè, puoi fare quello che vuoi. Non so se è il siero, se sono le vacche quello che mangiano, gli additivi che ci mettono. Scusa, ma io da grande ignorante che ha veramente un'immagine approfondita della situazione, però dico io, no? Cioè, allora, la mozzarella di bufala si fa dalla bufala, vabbè, ci siamo, no? Dal latte della bufala viene lavorato e tutti quelle cazzo annessi, ok? Ora no, ma là ci stanno i bufali, dico proprio agli animali, le bufale là, pensi sì? Sì, ci stanno i bufali, sì, ci stanno. Sono difficili da trovare perché non sanno lavorare il latte delle bufale, questo è il fatto. E quindi Da da quello lì... che mi ho spiegato, il latte delle vacche è più semplice da lavorare, quello delle bufale è più difficile, ce ne fa di meno, non so qual è la differenza. Quindi sicuramente un fattore è quello che magari non sapendo lavorare la bufala come la sa lavorare o con datini muntra uno potrà allora anche questo, cioè, questo è un fattore che fa sì che la mozzarella non sia così buona, cioè è un fattore che può far sì Sì, sì. Non so perché non riescono a fare la stessa qualità che c'è in Italia, perché comunque, come dire, non è come 200 anni fa che è difficile trovare un italiano. Gli italiani qui in America si trovano, però un po' cambiano i gusti, il gusto diventa un po' americano, perché gli americani non è che piace la nostra vera mozzarella, la perché vedono troppo bagnata, la vedono troppo... no, ma magari americani, ma non solo gli americani, dico cioè magari a loro non piace magari per esempio la pizza, magari come piace a noi la nostra pizza, capite? Cioè è così, penso che perché io mi ricordo personalmente quando sono stato in America, sono stato boh, tipo 10 anni fa, 11 anni fa, ecco. Ma a me la pizza americana pure piace, no? Per esempio, no, certo, mi piace più a nostro che a nostro, no? Perché è un fatto proprio atavico, no? È lo giusto che a me piace. Però anche l'americana non mi dispiaceva nella sua schifezza, no? Nella sua, sai, il cheese, mi piaceva a me, ma mangiavo, ma veramente volentieri. Come magari, per esempio, mo, dico una cosa che faccio un cazzacco con cioè la pizza romana, no? Che non ne si può manco chiamare pizza, no? Perché quelle, io chiamo i sfotti, la chiamo biscottiello, no? Perché è crosta, croccante, no? Non è la pizza, però me la mangio, poterci capire, me la mangio perché come fosse una focaccia, non lo so come chiamarla. Quindi capisco che ognuno poi ha la sua pizza ed è abituato a mangiare quella. Lo proprio lascia stare, se stessa a Napoli e sarebbe un po' di anni, come per esempio mia moglie, no? Che è bielorussa, all'inizio ci potevi fare mangiare pure la pizza che era una cagata di pizza, no? Ad uno che non la sapeva fare. Ma per lei è la pizza più buona del mondo. Mo che si sta su 3-4 anni che sta qua, capisce quale è buona, quale non, perché poi sai, tu fai come fosse un palato, sì, sì, di gusti. Quindi che cazzo sta cosa? E vabbè, tu là però fai la pizza, giustamente, se la mangia. No, vabbè, io faccio la pizza, abbiamo farine italiane, il pomodoro, il San Marzano, però comunque l'acqua gioca un fattore importante sulla pizza. L'acqua Lo dicono e l'hanno sempre pensato, che proprio lo dicono tutti, però chi lo vede? Cioè, sarà proprio un fatto di acqua, secondo me, quell'imbasso, sti fatta così. no, no, lo è, la pesantezza che c'è nell'acqua. L'acqua da New York in California cambia, dal Texas cambia, ma anche la temperatura che passa nei tubi. Cioè, anche se fai la pizza napoletana, comunque hai cose diverse in tutti gli stati. Vabbè, prima ci sta occata domande che ci dicono, ce ne stanno tante, però c'è un po' quali sono un po' quelle un po' più serie rispetto. Cos'è una cosa che servono dei buoni barbieri? Che ieri sono andato da un barbiere, perciò mi sono messo il cappello, mi hanno scempiato, guarda. Mamma mia. Mi hanno scempiato. Da una parte me l'ha fatto più lungo, dall'altra più corto, mi ha fatto un bordello. Quindi se c'è qualche barbiere che vuole venire in America, per favore, venite. E ci sta sentendo qualcuno in questi 45 spettatori che fu barbiere, allora ci diciamo che ci sono grandi possibilità. Però sai che il cazzo qual è? Vedi come il fatto della pizza, magari un grande barbiere, no? Non verrebbe capito, però poi magari anche sì, non verrebbe capito. Perché là sono abituati magari a fanno 4 zappate in capo, che ne sai? Sono abituati a si zampagnurca.
Dice che a Napoli sarà perché noi siamo più pignoli, no? Che tu dici, cioè, oramai anche noi, no che ce ne intendiamo, però sappiamo resi chi si è fatto una bella sfumatura, ha fatto una zappata, tagliata cosa roba, capi? Siamo molto esigenti e cagacazzo. E questo fa sì che poi quello che ho prodotto da forza buono, tra virgolette. Dice là, chi non capisce, dice la bottega. Però penso che ci saranno, no? Cioè, barbieri non ce ne sono proprio italiani, cioè non c'è questa... Forse a New York ci sono i barbieri italiani, io purtroppo sto nel mezzo del nulla. Cioè, io poi scelgo questi posti perché io lo dico sempre nei video, ragazzi, se volete venire in America non andate né in California né a New York, perché siccome ci vanno tutti, come dire, se siete una persona emergente è più difficile emergere in quei posti perché, come dire, c'è molta competizione. Se venite nei posti meno conosciuti è molto più semplice, perché comunque siete come se tu vai a fare la scuola in un piccolo paesino. Può essere il più intelligente su 20, mentre su 50, 60 è più difficile emergere. Oh, vabbè, ti faccio l'esempio stupido che ipotico pure in da live, però io per esempio faccio frequentare la scuola femminile, no? Perché sapevo che non c'è più possibilità di mangiare la femmina, no? Che i maschi non sono. Allora, sai, ha ragionato così quando ero piccolo e diceva, boh, chi da scuola femminile, ma sicuramente coppa a vita 30 maschi, non c'è più possibilità, si va in una scuola di sesso misto, allora quindi tu fai bene a giocartela in questo modo, no? Che cazzo, sta cosa. No, ma è un ragionamento molto valido, pure perché e poi mi è capitato pure a me di andare all'estero, se vai nelle grandi metropoli, ovviamente magari l'italiano è anche, lo vedi, nel senso che diciamo, stanno là, stanno gli italiani, c'è molta più competizione e dal punto di vista lavorativo meno, come dire, riesce meno ad emergere, ti pagano di meno, cioè ti pagano il giusto. Qua mi pagano di più perché comunque sto in mezzo al nulla e quindi voglio qua. Se il fiore all'occhio, se la pecora nera, tra virgolette, no? La pecora nera all'incontrario, sì. Sì, la cosa diversa, sei quello diverso là. È buono, è bello ragionamento questo qua. E ma tu lo fai che tu sei solo tu italiano? Sì, sì. Ci sono degli italiani qua in città che uno è direttore di un ospedale, un altro vende, come si dice in italiano? Vende cose per ristoranti. Ah, boh, diciamo che a Canza diciamo anche più in Italia, cioè nel senso che food e beverage si dice così, lui vende praticamente a un negozietto di se ti vuoi aprire un ristorante vai da lui e ti compri il coso dove si fa la pizza, ti compri il frigorifero, se stronzate qua. Sì, e sta pure qua fuori rotto uno che non mi ricordo come si chiama, non sa uno che vende, poi che sempre quando passa servizi per ristorazione, non mi ricordo no. Sì, una cosa del genere, lui fa il classico lavoretto all'italiana qua. Eh sì, però se la passano bene, cioè là si vive bene, si sta bene. Si sta un amore. Climaticamente com'è la situazione? Ieri ci stavano 25 gradi, si poteva andare a mare, però qua, a me è il primo anno che sono in questa città, dicono che viene a nevicare, dicono che viene a nevicare pure bello forte. Ho paura perché da Napoli, cioè, ho visto la neve forse una volta 10 anni fa. Spero che... Si è abituato proprio, ovviamente, no? No. Una volta sono andato a Boston che nevicava, però, cioè, tanto che odiavo quel tempo che sono stato sempre chiuso dentro casa, perché la neve non la sopporto proprio. Quindi spero... Tu hai vissuto in California, hai vissuto a New York? A New York, in Texas, e poi sono andato a Boston un paio di giorni che mio padre abitava da quelle parti. C'è stato un periodo che abitava là. E fino a mo', se dovessi trarre la conclusione, quale è meglio, posto Più bella la California, ma devi fare un bordello di soldi. La California lo studio precisamente, che città? Vicino Cupertino, dove sta la Apple. Sì. Sento sempre Cupertino per mezzo della Apple, appunto. A San José, però se dici San José nessuno la conosce, dove sta Cupertino. È una zona di mare, c'è il mare là. Era San Francisco Bay Area. Il mare era un'oretta di distanza da me, Santa Cruz, un'ora col motorino. Mi comprai il Beverly quando stavo là e giravo col Beverly 500, che era 4 volte me. Classico Beverly Honda.
Sì, sta il Piaggio Beverly. Cioè, lo vendevano proprio là, o te lo sei portato tu da... No, No. no, lo vendono qua. Qua la Piaggio vende la Vespa, il Beverly e basta. Vendevano il Liberty nel 2000, poi non l'hanno levato dalla produzione. Sì, che cazzo. E là in spiagge californiane com'era? Cioè, tipo come si vede nei film. Belle, belle, ci sta la bagnina, ci sta quelle col topless, ci sono i giochi sulla spiaggia, le montagne russe, è bello, cioè è un'altra cosa. Cioè vai a mare, ti rilassi e ti diverti proprio. Ti è dispiaciuto lasciare là e venire qua invece? Sì, mi è dispiaciuto, purtroppo guadagnavo bene, però diciamo che voglio avere, no, voglio avere, cerco comunque di farmi una carriera. In California, come ti ho detto, c'era troppa competizione, quindi era difficile emergere. Quindi ho deciso di incominciare, non di incominciare, ma di continuare la mia carriera in paesini poco conosciuti. Mi faccio la mia carriera e ritorno in California. Questa è l'idea generale. Poi, chissà. Ma carriera in che senso? Che tu pari una cosa e soldi per metterti in proprio, questo dici tu? Carriera qui in America davvero puoi pensare a tutto. Cioè, se tu un giorno ti svegli e dici voglio diventare il presidente dell'America, è L'MD, non lo so se... il presidente dell'MD. Qua c'è una cosa tipo l'MD, si chiama... ci feci pure un video, cioè fa schifo. Entri, puzza proprio, puzza di No, topo. vabbè, MD mica fede, no? MD inteso come discount, no? Come Per sparare. discount, sì, però qua è proprio discount, ma sotto sotto zero, cioè veramente pietoso. Ci sta, e ci fa sapere un poco, qualche pezzotta americano ci può mandare qualche voto, bella fine. Noi siamo Non c'è, amanti di... non c'è la Casado Cola, c'è giusto la Vabbè. cola. Ma là quando voi facciamo un import-export scassiamo tutte cose, facciamo fare la Coca-Cola, capi? La Pepsi e chi ci sta a parte là, facciamo Ma fare io sono un grande fan della Casado Cola, io la portavo alle feste, ero il numero uno. ma guarda, vedi, io perciò, vedi, insitamente per questo ti ho invitato, perché sapevo che c'è stato qualcosa, qualche base di casa caduta, diciamo, basilare, no? E manca a farlo apposta, non sapevo che eri un amante della casa da quello, ma tra case cadute, la nostra bibita, diciamo, ufficiale. No, no, Quando no, qua se si riesce a creare un business, sfondiamo in America con la Casado Cola. Cassam cosa, accattammo a vincentesima ma a 2 dollari, cioè, al 200%. No, e qua comunque davvero puoi, se hai le idee chiare e hai, come dire, tutte le carte in regola per farlo, qua davvero puoi diventare chi vuoi. Nessuno ti ferma, cioè ti fermano se fai, cioè se non segui le leggi, se pensi a stronzeggiare, se pensi a fare le cazzate, che ne so, non paghi le tasse oppure non vuoi pagare una cosa, qua l'America ti punisce e ti punisce male. Vabbè, non hanno torto, sono severi e non hanno torto per rispettare chi spaccia. No, però Fanno... fanno, come dire, funzionare una Niente, terra. invece fateci qualche mito che noi abbiamo vedendoci film americani che invece non è proprio vero. Eh, Nei college non sono tipo American Pie, non sono così aperti. si è partito proprio con il primo diciamo, mito che uno ha, che si vede che li film, che li femmina, sai, se tu fai parte della squadra di baseball, sei il fico della situazione, tu Eh mangi il sì, perché femmina. ho conosciuto un sacco di studenti del college qua, e ho detto a qualche festa perché pariamo, facciamo, diciamo. Quello mi ha detto, ma che intendi? Ho fatto, che intendo? American Pie, queste cose qua, ho fatto, non hai capito proprio niente. Noi, È così. non Però, è però così. ti stai infrangendo un sogno che veramente... A poco io mo tengo 40 anni, fra poco, cioè, quindi, però, sai, magari chi ci sta sentendo, no? Che tiene 15, 16, ancora c'è quella cosa. Purtroppo non mi dici niente, io non pensavo si arrivasse a sfatare questo mito così grande. Qualche altro mito un po' più... Il fatto che tutti gli americani hanno la pistola, non è quasi vero. Diciamo che solo gli esaltati, gli americani esaltati che hanno l'America proprio dipinta nel cuore, si portano la pistola.
hanno più che altro un porto d'armi per andare a uccidere gli animali, i cerbiatti, i conigli o quello che è. Però non è che vedi gli americani in mezzo alla strada con il fucile che camminano. No, vabbè, ma questa è una cosa che diciamo, vabbè, si esagera, si esaspera l'informazione, però ovviamente ti dicono che ti rilasciano il porto d'armi con più facilità rispetto ad altri paesi. Sì, Questo sì, ti fanno un test attitudinale, che penso che molti mentiranno, perché comunque l'americano non è che sta bene con le cervella, proprio l'americano medio. ci siamo accorti, vedendo tutte queste cose che succedono, poco ci siamo resi conto. Sta da cagnare poco sti che fanno i test, secondo me, stanno a testa a loro, cioè, per vedere un po' questa cosa. No, è Però molto semplice, vai bella poi che altro? Fammi pensare. c'è sta ancora che la cosa, perché io una volta quando sono venuto là, no, mi ricordo una cosa che mi è rimasta impressa, ovvero che nel McDonald's, mi ricordo quando tu prendevi il menù, a rob, cioè finiva la Coca-Cola e tu potevi là andare a prendere la cosa di Coca-Cola, cioè quanto volevi tu Lo effettivamente. fanno dappertutto. Praticamente, siccome non è che costa poco, però è usanza comune, vai nel McDonald's, prendi la Coca-Cola. Molti che fanno, prima di andarsene, la Coca-Cola è finita, la riempiono, così ce l'hanno per tutto il viaggio di ritorno. Addirittura a Luffan, perché quando io vedete sta cosa, cioè tu anzi, ma non lo facesse pure a Napoli, penso che venissero che i tir, venissero che i camion da benzina se li riempirebbero di Coca-Cola, le famiglie se ne stavano a fare bagni da Coca-Cola. E effettivamente lo fanno anche in America, ne approfittano un po' in America. Ah, una cosa che forse non sapete, oppure che non... il fatto delle mance, di lasciare sempre il 20% perché i camerieri qua non guadagnano, non sono pagati, quindi guadagnano con le mance. Quindi come diciamo, modo di fare bisogna lasciare il 20, ma il 20% di cosa, scusa? Il 20% di quello che spendi. Ah, tipo un conto, un coppa un tavolo per 20 euro e tu devi fare, che ne sai, 2 euro, non so quanto è. Io, io di solito lascio $1 ogni $5 che spendo. Dollaro anche ci vabbè, ti fa allenare anche in matematica sta cosa, che come la Sì, fuori. quindi su $20 ci lascio $4 di mancia. E quando stavo a New York, molti si lamentavano che gli italiani erano tirchi, che non lasciavano le mance. Vabbè, sì, diciamo che a Perché carità, non siamo, perché non siamo abituati, questo è, perché non siamo abituati. ma Ma pure io faccio lo stesso, quindi. dipende. Poi pago sempre solo all'MD, quindi non lo so, non lascio mancia alle cassine. Non si lasciano mancia. Alla cassa non si lascia mai, quello è il mio ristorante preferito. Quindi comunque, si pensa un'altra cosa dell'America che si dice sempre. Vabbè, penso che ovvero comunque, cioè, l'iPhone esce prima là che in Italia, no? Ovviamente i film. Esce una settimana prima, costa di meno. Che altro? Ecco, non si può prendere a $200 come molti credono, credono che costa $200. E chi è Quelle che... è 200 no, esagerato. perché almeno io quando stavo a New York nell'Apple Store, questo intorno a 2 anni fa, ci stava una coppia di italiani che facevano: wow, amo, guarda, $200, mo ce lo compriamo. Praticamente $200 è col contratto, perché loro Ah, mettono il prezzo $200, perché ci sta proprio $200. sì, sì, sì. Però ovviamente come qua fanno 150 euro di anticipo più Eh, 10 euro se ti fai il contratto, vabbè sì, 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 sì. E la gente si pensa che alla costa $200 l'iPhone, no, ma non è. molti mi contattano e fanno: ah, lei, ma me lo spedisci un iPhone? Tanto costa $200. Io faccio: guarda, $200 a contratto, non si può fare. E invece però quanto costa un po' di meno, no? Costa lo stesso prezzo in dollari. No, sì, costa 600 più le tasse, perché poi qua quando ti mettono il prezzo devi sempre calcolare le tasse, non è il prezzo incluso nelle tasse. No, scusa, puoi ripetere, non ci capito. No. Praticamente qua quando mettono i prezzi di qualsiasi cosa ci devi sempre calcolare l'8% di tasse. Ah, ok, non è incluso nel prezzo, lo devi No, calcolare tu. Ah, faccio tipo noi cazzo, abbiamo l'IVA inclusa nel prezzo, in tutto quello che vediamo. Qui in America, se ti vai a comprare una bottiglia d'acqua che sta 9, che ne so, sta $1, ci devi calcolare l'8% sopra, su tutto.
Ah, hai capito? Quindi faccio cazzo, se ti vogliono far allenare in matematica, ti vogliono far allenare questi americani, ti Che vogliono non far puoi, sta... non puoi mai andare con i soldi contati perché non sai mai quanto spendi. Questo volevo dire, questo volevo Eh, dire. Che sì, la particolare sta... benzina costa tipo 20-30 centesimi al litro, purtroppo per voi, perché qua è un amore, però. 20-30 centesimi al litro costa la benzina. Ah, boh, quelli con tutti quelli cazzo che fanno loro, l'Iraq, che vanno a fare le guerre del petrolio, perlomeno questo concediamoglielo, no? Quando è stata settimana scorsa è scesa a 1,50 € a gallone. Un gallone fossero tipo 4 litri, 1,50 € ogni 4 litri veniva a fare tipo 20 centesimi al litro. Beh, qua ci sguazzate nella benzina, allora. Facite i bagni in da benzina. Vabbè, a me me ne fotto proprio, se venissi in America, non manca la patente, quindi non è proprio... Piuttosto la situazione Pullman, la situazione con i Pullman, come la precisione delle... Sono dei... precisi, sono precisi, lo puoi vedere, ci sta Google Map che ti dice con precisione il pullman a che ora arriva, oppure puoi mandare un messaggio alla compagnia per vedere se il pullman è in ritardo oppure no. Tale e Comunque quale, passano con precisione, o so come caga, no, sono passano quando... precisi, sono precisi. Sono preciso, che sia una bella storia. Allora già ci potrei... Possono tipo ritardare di 1 o 2 minuti, ma giusto perché, che ne so, si sono fermati a un semaforo e non partiva il semaforo, però 1 o 2 minuti al massimo. Mm. E fammi chiedere una cosa, poi dopo andiamo a vedere due domande che stanno facendo. Dai, C'è mai stato qualche episodio di razzismo, però in senso verso di te che sei italiano, no? alcune volte mi sfottono sul mio inglese, che ne so, non pronuncio bene un qualcosa. Però gli dico sempre, dico, guarda, io parlo 3 lingue e tu ne parli una e male, quindi Vabbè, che so facciamo pure noi qua quando sa che non unire che parlo malamente, uno russo, poi mia moglie per esempio sbaglia a dire le parole, ma in maniera perché è normale, no? no, diciamo che noi italiani siamo visti molto bene, fortunatamente. Non mi associano con nessuna cosa brutta, che ne so. All'inizio mi associavano con Berlusconi Bunga Bunga, quando ci stava il tormentone. Vabbè, pure è una bella associazione. Sotto sotto. Alcune volte quando vi dico che lavoro nella ristorazione si pensano che sono un mafioso, perché qua ci sono i siciliani che se la comandano nella ristorazione. Ah, tutto come i film, quindi. Allora, Sì, sì, questo è il classico siciliano pizzaiolo che tiene stereotipo dell'italiano italo-siciliano mafioso. no, Nei film. però non ho mai avuto problemi, anzi, con le ragazze va bene, al lavoro va bene. Beh, si acchiappi più casi italiano oppure acchiappi più americano? Parliamoci, si acchiappi più... Dicono, dicono che il mio accento piace tantissimo, l'accento italiano proprio. dell'italiano che L'americano, parla americano. che cosa? Dell'italiano che parla americano. Sì, 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 dicono che abbiamo un accento sexy. Quindi, ma come un po' gli spagnoli quando parlano, o le spagnole quando parlano italiano, no? La, La la- cosa... Mo che mi è venuto in mente, all'inizio della live tu hai detto che c'era una certa Belen. vabbè, sarà Cocco Pazzozzi. No, era la fidanzata mia che è argentina, che gli ho Eh, detto di venire in live. E lei, argentina, che va pazza per Higuaín e Maradona comunque, ha un bellissimo accento spagnolo. E non riesco a stare con gli americani, a me preferisco stare con sudamericani che piace l'accento, questo è. beh, sì, capisco la cosa, perché se è come ti ho detto, noi quando sentiamo a Belen parlare, che oltre che Yeah. essere buono, tiene pure l'accento, che tu dici, ma non è. Allora sai, magari per le americane è anche così, dico, oh, buona sta vista, così mi divorzio, ma mi butto in America, a Fustruzzi, è capace che... Fammi un po' di domande che ti stanno facendo, non mi dici niente, sì, belle e buone, ma mi fa prima a me domande. Allora, Mario Oliva, ce lo parlare di America non può non farmi venire in mente il grande Mario Mero quando parte per New York, proprio che se ne è una domanda, va bene. Marco Donalds, i politici americani hanno in mente di modificare le leggi di immigrazione, ovvero rendere le leggi più leggere per lavorare in USA, se ne parla? Questa è una domanda Bah, molto semplice.
Io so che ci sta Trump Donald, che è contrario, vuole chiudere gli ingressi e vuole cacciare fuori tutti gli illegali, il che è una grande stronzata perché la maggior parte degli illegali lavorano nel ristorante, perché l'americano medio non vuole fare il lavapiatti, quindi se levi gli illegali poi nessuno più lavora nei ristoranti e nessuno più mangia, che poi qua gli americani non sanno nemmeno cucinare, quindi... No, l'ho sentito questa cosa di Donald Trump che sta uscendo ogni settimana una notizia che lui vuole chiudere qualcosa. Prima erano le entrate agli stranieri, poi voleva chiudere addirittura internet. Poi GT, vabbè, finché non vuoi chiudere l'MD, per me può dire tutto quello che vuole. Poi dopo, ma si può essere chiudere l'MD, allora là scateneremo una guerra senza eguali contro l'America per la prima volta. Quindi, vabbè, che stai dicendo? Che sta da Angelo Marino, ovviamente c'è sta la Choconut in America, non credo proprio che ci sia. La Choconut, non mi dire che non la conosci. No, la conosco, il pezzotto della Nutella. È la Nutella che ho pezzotto della Choconut, ricordo. Ci stanno altri pezzotti che non chiamano Choconut, ma chiamano... ce n'è uno, la vidi una volta, Nubella. Ah, addirittura Nubella, che ne vale la pena di essere pubblicata sul Se la devo trovare ti faccio la foto e te la mando, perché era proprio il massimo della pezzosità. Te ne sarei veramente grato se la potessi fare entrare nella mia collezione fotografica di pezzotti che se tu mi segui vedi che io ogni tanto pubblico perché mi mandano, perché ho dei grandi agenti di pezzotti che in tutto il mondo che mi mandano. E che volevo dire? No, vabbè, in America sono molto, cioè da quello che ricordo, sono molto, come si può dire, sono molto amanti delle schifezze, perché mi ricordo che quando io vado a fare spese in Daddu, come si chiama il supermercato famoso, là, quella, Walmart, Target, Walmart, sì. Sì, mi ricordo che c'era soltanto uno scaffale, proprio un corridoio, pieno di Coca-Cola a tutti i gusti, cose che acá in Italia tenim solo la Coca-Cola, vabbè, ci prima a casa dopo. Però c'è Coca-Cola a fragola, Coca-Cola a ciliegie, Coca-Cola, tutti quelli cazzo, questi gusti. Ho fatto un paio di video nei supermercati, faccio pure dei video dove compro veramente delle schifezze americane e me le mangio giusto per far capire che merda c'è qua, perché sono cose impressionanti, sono cose che davvero non so chi è che vengono in mente queste cose per venderle, fanno i soldi perché stanno in tutti i negozi, però stanno cose allucinanti. Sì, sono gloriosi. Vabbè, non a caso dicevano, leggo a volte, ma penso che pure io vero, perché mi è capitato pure di vederle dal vivo. Che comunque gli americani sono veramente tra i popoli un po' più obesi del mondo, no? Sono proprio più, Sì. comunque stanno gli attuno proprio, no? Chi Ma mangiano. diciamo che è anche, riguarda anche un po' quanto guadagnano, perché vedo davvero la differenza quando vado da Walmart. Comunque Walmart è un negozio dove puoi comprare a poco. Certo, non te lo buttano in faccia, però ci sono altre catene di negozi tipo Whole Foods, che è il nostro negozio del biologico, che costa tutto il triplo o il quadruplo. Ora, se tu spendi là, vuol dire che comunque tieni i soldi, mangi bene, è un fisico comunque atletico. Se vai da Walmart, ti prendi che ne so, la pasta o la mozzarella super trattata con tutte le schifezze dentro che ti fa gonfiare a più non posso. Quindi anche un po' quello che guadagnano, dove vanno a spendere. Io questo sto capendo nei miei anni in America un pochettino. Sì. No, sto leggendo, mi sta facendo ridere perché sto leggendo che Gina Lunga ha detto, ma Donald Trump è Roberto Carlino americano, che effettivamente è un po' scuro, Donald Trump, c'ha la bronzatura da vecchio magnate, Atene se mi sbaglio, c'ha quella cosa. E poi dice Mia Colucci, che sapete che cazzo come no, ma in America il latte veramente viene venduto in tacchi di bottiglie dove noi napoletani mettiamo a benzina quando rimaniamo a perdere, sarebbero quei galloni, no? Stanno i bottiglioni enormi. Sono vere, no, perché so che cazzo, le cose di latte sono molto, so che cazzo. E che dice, perché
Simi-Red Blue, perché quando succede qualche catastrofe succede sempre in America, anni O'Hare succede sempre, però effettivamente O'Hare succedono tanti culli cazzi in America a livello di catastrofe, è vero. Ammazzano, se ne cadono ponti, cose, sì, succedono tutti qua, no, questo sì. Tengo una mia personale teoria, ma che magari sarà una cagata, perché ovviamente non è che non è supportata da nessuna scienza, però quando vedo questi telegiornali, no, sono abituato da piccolo a vedere queste cose, che succede sempre con le cazzo a livello climatico, però parlo, queste catastrofi di, come si dice, come si chiamano, i tornadi, queste cose. Io penso sempre una cosa, dico, ma se uno ci ragiona, dice, oh, però intanto quello è un continente, per esempio, l'essere umano c'è più o meno, lascia stare l'Indiana, no? Però c'è andato più o meno dal 1400 e non, mica è un caso. Significa forse ho cronato pure le scoperte prima. Però tanto succede, da mente che quelli cazzo, che venevo tifone, venevo un vulcano, venevo... Ahí la tumba, ma ci dici cazzo questo, stiamo in Europa, no? Penso io. È una teoria mia che ci devo usare perché effettivamente succedono le cose là climaticamente particolari, perché sono soprattutto il centro America, quelle zone là, in America, fino a Orlando, là, poi tarantelle succedono sempre nella zona centro-americana. E perché là sono zone veramente, non so, perché magari mo lo so, parlo, però si incontrano, che sa, certi venti, non lo so. No, quando stavo a Dallas, di solito verso gennaio-febbraio arrivano i tornadi. Mandano proprio gli allarmi, come tu senti tipo nei film americani, con le sirene a più non posto. Che dicono... tipo quando cazzo all'epoca si Auer e facevano quell'allarme, cioè sono proprio gli allarmi per i tornati, sì, che fanno, ragazzi, statevi accorto che qua ve ne volate via. Beh, tu sono curioso di sapere, ma tu là, cioè, mo sei fidanzato con una ragazza americana, non so perché mi sei fidanzato con una ragazza americana per caso, no? No, te l'ho detto, sto con un'argentina. Ah, ecco, quindi la tua fidanzata, non avevi capito, questa Belen, su Pezzotto di Belen è la tua fidanzata, che sta là con te in America. Sì, vive qua. Lei fa la commercialista lavora per una compagnia che investe nei ristoranti. Quindi io mi sono fidanzato proprio perché nel futuro ci capito, ci siamo già capiti. Quando il commercialista hai capito sempre stato, diciamo, all'epoca pure quando qui cercai di vabbè, un'agenzia di animazione turista per capire il ruolo chiave del commercialista, dicette mannaggia puttana, ma ci metterà a famoso commercialista, poi non ci sono mai riuscito a abbandonare questa, però è una bella mossa, allora fammi resistere a questa domanda che non sia vabbè, Antonella Lella, ma perché in America vanno così pazzi per burri arachidi come e case caruto pacio con ut? Dice, come mai vanno pazzi per il... Ma davvero non ne ho proprio idea. Me l'hanno fatta assaggiare, non mi piace, però gli piace anche la Nutella. Quando assaggiano la Nutella, gli piace anche la Nutella, però comunque il burro d'arachidi è la loro Nutella, questo è. Sì, che è buono, io l'ho assaggiato, è molto buono. Però ti dico pure un'altra cosa, perché mo pare una stronzata. Però noi qua teniamo la Nut Cao, che è un'altra cosa, diciamo, made in MD, che è un burro di, non di arachidi, però non mi ricordo che è, di nocciolo, una cosa che è molto buona, solo che è proprio dolce, molto dolce, quindi cioè, ti viene proprio diabete, cioè si te la mangia assai, secondo me ti viene diabete, però è molto buono, si chiama Nut Cao, però chi ci sta a conosce la Nut Cao, è roba buona, che somiglia un po' a quel burro di arachidi americano, un po' sì. E aspetta, no, voglio sempre qualche domanda, aspetta. Sto aspettando le vostre... Stefano Caputo, ma poi ogni anno si costruisce una casa quando vengono i tornado, perché Qua cioè, fanno tutte le case in legno, fanno tutte... non ho capito il motivo, perché forse i tornado, tutto in legno. è perché cioè, in Giappone per esempio ci sono quelle case antisismiche che hanno capito dopo tanti anni che erano una FIR, no? Invece in America sembrano, nonostante la superpotenza, ci piace... Secondo me lo sai perché lo costruiscono in legno perché vogliono, come dire, vogliono che se ne cade, così poi lo devono ricostruire e c'è sempre lavoro per i lavoratori. Cioè, questo è l'unico motivo, penso, non so.
Addirittura fa faticare per far girare sempre l'economia. È perché davvero il cemento esiste, cioè ci sta. Allora dico, perché non fate le case in cemento? Tutto in legno fanno. Ma che se vuole. Ma io so, oppure sono positivo, ci sono buonfanito, ma ci mi legnano quando viene la prossima. Invece poi puntualmente pure cazzo nel casino. Ma comunque andiamo a vedere qualche domanda. Quando c'è stato ma quando c'è stato tornato non si lavora più, giustamente, stat 3, cioè queste domande proprio a ricuttare napolitane. Chiudono, cioè chiudono tipo le scuole per 1 o 2 giorni, però siccome tu qua, la maggior parte dei lavoratori fa soldi, lavora d'ore, guadagna d'ore, se vedono che comunque stanno chiusi 1 o 2 giorni, perdono soldi, l'economia si ferma, quindi cercano sempre di lavorare. Sì. No, qua dice un guaglione che sta a 3 ore, sta facendo questa domanda, aveva ragione, scusami che non l'ho letta prima. Tony Sebba dice una domandina per Muzzilli: come affrontare il problema della lingua in America? Quindi tu veramente... Allora, io ero un ciuccio, avevo 4 in inglese, non sapevo un cazzo, proprio lo schifo più totale. Sono venuto in America, quando stavo a New York sono andato a una scuola di inglese, però l'inglese comunque mi è venuto lavorando, parlando tutti i giorni con gli americani, fidanzarmi l'anno scorso con un'americana, perché poi quando ti appiccichi, capito, devi cercare. Ti fai uscire. Devi capire, devi spiegarti. Uso delle applicazioni sull'iPhone, si chiama Duolingo. Non so se la conosci. Personalmente vado essendo che qui a Napoli si parla napoletano, non sono, però è interessante. Duolingo si chiama. Duolingo, sì, è gratis. Diciamo che non è, come dire, utile al 100%, però ti insegna le parole. Cioè, come funziona? Che tu dici una cosa e chi le dice, come si dice? No, praticamente ti dice, che ne so, la bambina mangia, the child eat, quindi tu costruisci le piccole frasi, ti dà le frasi e tu una frase di livello inferiore, medio, superiore e inizi a crearti le frasi. All'applicazione più scaricata dalle case cadute che stanno in America, non so cazzo si impara l'inglese. Ma guarda che comunque ho conosciuto ragazzi qua che stanno da 10-15 anni che niente. Ci sta uno a New York, non è di Napoli, è tipo di Sorrento, una cosa del genere. Questo sta da 15 anni, fa una barca di soldi, ma non sa spiccicare una parola in inglese. Niente. Tiene la figlia che parla per lui, ma lui proprio 0, 0, 0. un talento, è un talento. È un talento. E io gliel'ho detto, ho fatto, ma come hai fatto 15 anni, non riesci a fare una frase di senso compiuto in inglese? Beh, è una bella storia perché ci dà, diciamo, dà speranza a chi... Dà speranza a tutte le case cadute che vogliono venire in America. senza sapere manco dicere come what's your name e roba. È una bella storia, è una bella storia. E che volevo dire, che progetti c'hai mo là? Vabbè, a parte penso che tu sofferma perlomeno un pararan là in quella città. Sì, diciamo un paio di annetti, vedo come vanno. Qui ogni 6 mesi nel mio lavoro faccio delle review, quindi ogni 6 mesi vedo un po' con il datore di lavoro come va. Se mi piace, se a lui piace quello che fa, stiamo insieme, se no, ciao. Come dire ciao è semplice perché comunque per me è facile trovare lavoro, ma anche in America in generale non è difficile trovare lavoro, spostarsi. Ci sono tantissime opportunità. Per il momento sto qua, mi piace, sto facendo amicizie, mi sto facendo conoscere. La grande cosa è quella di è quella di aprire delle pizzerie, ristoranti, 10-15 anni, mettere i messicani a lavorare. Io sto in Italia a prendere lo stipendio a Mergellina. I messicani sono i messicani là per te sono un po' come sono gli indiani, ma lo sai, ma con tutti i messicani, guarda, sono bravissimi perché sono gli unici lavoratori. Sono gli unici, gli americani non fanno un cazzo, cioè con tutto il bene con gli americani, ma non fanno niente. È come qua
tu saprai benissimo che qua, pure magari se tu stavi qua, no? Tu sei stato qua, ovviamente, sei napolitano, ecco. Sai che qua si tende a crogiolarsi in una, chiamiamola, ricottaggine totale, no? Invece stando in America diventi pure tu, capito? Prendi la cosa degli americani che vogliono, no, degli americani, degli americani che la buona faticare, che la buona fa intraprendenti, pure perché sei costretto a farlo, perché ti a mantenere, vuoi fare hai scelto di fare un tipo di vita che te la vuoi fare bene, no? E quindi fondamentalmente gli americani là saranno come siamo noi napolitani a Napoli, tra virgolette, capito? Cioè si crogiolati nella loro Sì, cosa no, così. non se ne fottono di che. I messicani, ma anche perché i messicani, i soldi che guadagnano qua li mandano in Messico e si costruiscono le mega ville. Quindi lavorano qua 10-15 anni, si fanno le ville in Messico e tornano. Come si dice appunto, guarda, ma va là poco fa, che fanno qui, che si caro Bangladesh, questi qua dell'India, che magari so di storie che magari faticano, però intanto mandano dei soldi e veramente si costruiscono delle ville proprio in India, così dicono certi, non so se è vero, non è vero, quindi vedi tutto il mondo. Stava E questo che lavorava con me, mi ha fatto vedere per 2 anni, abbiamo lavorato insieme, mi ha fatto vedere la sua villa in Messico, teneva tutte le foto dall'inizio alla fine, porca puttana, cioè questo torna in Messico, che comunque si è fatto un bel gruzzoletto, perché poi comunque vivono come i cani, cioè poverini, però vivono 10-15 di loro in una stanza, che vogliono sempre risparmiare per farsi quei pochi anni in America e poi tornarsene nel loro paese. sì. No, vabbè, ma sì, ogni paese ha questi qua, cioè in America sono i messicani, nel caso ognuno ha questi qua che fanno i sacrifici per poi mantenere le famiglie, magari sì, è brutto e triste, ecco, però poi ci sta pure chi riesce a emergere, magari, sono anche di storie che ne sa, cioè, boh, magari qua no, a Napoli sì, pochi, però per esempio a Milano, io tengo un amico mio, no? Che suo padre è egiziano, no? E magari suo padre è venuto dall'Egitto come era, diciamo, negli anni 80 ci fu questa cosa che parecchi egiziani venivano a Milano e così. Ah, boh, poi alla fine si era avuto una pizzeria, cioè come diceva il nostro, c'ha un figlio che questo amico mio è metà italiano e metà egiziano, però cioè, come questi italiani nuovi, no? Come dire, quindi alla fine c'è sta pure chi riesce a fare fortuna, perché se è un caso che conosciamo, ma c'è sta No, no, mia. proprio ieri ho conosciuto un no, non era un messicano, era comunque sempre del Sud America, che è venuto qua come lavapiatti, dopo 7 anni si è aperto un pastificio, fa la pasta fresca. E si è messo insieme a una ditta che lo aiuta a distribuire e vende in tutta America. Sì, ma le storie felici ci stanno, ma dipende da quello che puoi fare nella vita. Se tu puoi fare, Ah, sì. sì, la rotometta la riesci se tu lo vuoi fare. Quindi poi può essere, magari è difficile per chi cambia proprio. Per una parte è difficile perché tu chi cambia nazione, dici, oh, mamma mia, chi lo manda a cominciare tutto lo capo. Però da un altro lato è proprio quella la spinta che magari tu a casa tua non puoi, non riesci ad avere. Invece Yeah. fuori, dice, oh, io mosso qua, chi è l'obiettivo mio, lo perseguo dritto e va a fanno. E quindi tu sei più dedito a magari a raggiungerlo rispetto a una persona che sta a casa su, ma che tenga le cose, capito? Sì, il discorso è Sta mamma che mi cucina la pasta la sera, mi fa il letto, la colazione, la 5 euro nella sacca ce l'ho sempre, quindi sì, perché è così, perché è inutile negarlo che è così. Quindi è la così. Casado cola sotto al braccio e via. È casato l'MD a pochi passi, cioè tutti i comfort, ma cioè, io volessi viaggiare, un po' che ho viaggiato, ma come faccio? Cioè, mi sposta un mese a canciare la faccia. Tengo l'MD, l'MD finché non si internazionalizzerà, no? E io potrò trovarlo in tutte le metropoli del mondo. Come facciamo a muovere? A me la colpa è l'MD se io non mi sposto. Questa cosa. Comunque, niente, dale, Aspi, fammi vedere sempre perché non voglio mai. No, 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 no. Allora, Tina Lanzette, cioè Cerrone, sorry, no, sorry, ma perché? Non lo so. Chi si chiama Hall of Ignorance, Muzili, ma la Florida la consiglio come posto dove vivere bene. A me ne hanno parlato benissimo
ma pare che non si stati in Florida. Oh, no, 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 sì, sono ancora stati in Florida. So che è cara, non ci sono mai stato. Ho avuto delle... Mi hanno offerto il lavoro, chi era? Fratelli La Bufala mi ha offerto il lavoro a Miami e l'ho rifiutato. Proprio perché, come dire, voglio incominciare da piccole città e poi spostarmi nelle grandi un po' più dopo. E deve essere bella, deve essere un po' come la California forse, però là ci stanno gli uragani, come hai detto tu. a La, Miami. Orlando, Miami, un giorno ci sei, il giorno dopo non ci sei più, te ne voli. Che sicuro, che sicuro è. Questo è pure... Però Miami è proprio cioè comunque resta uno di quei sogni americani, nonostante però a me me ne hanno parlato come una vita costosissima, dice che là, cioè tu là o fatica e finire proprio a faticare proprio, o se no, cioè là si spendono soldi con la pala, questo mi hanno detto. Ma pure New York è bella, ma ti porta a spendere, perché comunque c'è sempre qualcosa da fare ogni giorno. E se tu, ogni volta che esco qui in America se ne partono $100 e non faccio niente. Ti vai a mangiare fuori, due di voi, $50. Ti vai a prendere una birra, entri in un locale, altri $50. E non ho fatto niente, e sto in mezzo alle montagne. Se vai a New York, mi costa. Eh sì, dai, immagino. Allora, aspetta un attimo. Cerro, ti prego, mi saluta. Boh, ciao, Simi di Pierno, come no, ti saluto. Allora, Marco, aspetta un attimo. Ah, Marco Donalds. Non so se è parente a Donald Trump, non lo Questo so. penso che è un mio fans, lo vedo sempre anche sotto i miei commenti. Me lo Ah, ricordo, il Donalds, mi ricordo il suo cognome. ok, sarà Miss Americana, Miss non lo so. Quanto costa mantenere un'automobile in America? Sono appassionati di automobili. Qual è la macchina del tamarro americano? Sono aspetta, l'Honda Civic. L'Honda È la Civic, macchina del tamarro americano. oh, no, l'Honda Civic diciamo è la macchina del tamarro messicano. Americano sono le Dodge e le Camaro. Là è un po' più grosse, più alte. Tipo da Transformer, la macchina di Transformer, Fast and Furious, quelle cose là. Sì, vabbè, come Catrim Kill che i sub che sono, diciamo, tacciati come tamarri, che nella maggioranza dei casi lo sono veramente. Ladriti che sti qua. Ma E sono beh, belle macchine, sono belle macchine. ok, ok. Sì, ti volevo, vabbè, fra poco chiudiamo perché si è fatta una Che ha certa detto ora. No? quanto costa mantenere una macchina? Era la domanda che ha detto. Sì, era anche questo, era anche questo. Quanto costa un light? Però diciamolo perché no. Allora, diciamo che l'assicurazione pago full coverage, tutto incluso, incendio, $130 al mese. Quasi paga al mese l'assicurazione. Addirittura. Sì. Ho tutto. Se mi fermo in mezzo alla strada, viene il carro attrezzi e mi viene a prendere. Mi danno anche la macchina al noleggio se la mia è nello shop e si ripara. Incendio, Tornado. tornadi, c'è vandalismo, 130. La macchina io l'ho comprata, io la Jetta, la Volkswagen. Sì. L'ha presi l'anno scorso, $22.000, la sto pagando $300 al mese. $300, caso 250 euro. No. Sì, sì, però io ormai non calcolo più in euro, cioè, vabbè, anche perché mo l'euro e il dollaro sono quasi uguali. Sì, prima sì, mi ricordo che quando venivi in America con l'euro eri più avvantaggiato. Sì. Invece Ultimamente è a 1,09, anche perché abbiamo comprato un macchinario in Italia per il ristorante e ci siamo andati benissimo perché non è che abbiamo perso tanti soldi. sì. Comunque, guarda, se non dovesse, se non sei nell'11 a sera, comunque è passato il tempo veramente veloce, perché ci sarebbero tante cose da chiedere, perché effettivamente penso che tu sia abituato, che ti chiedono i compagni tuoi quando Sono tornano. abituato, inizialmente era una palla di Maronna, mi sempre le stesse domande, però davvero, no, Immagino. davvero per me è un piacere ora, perché io quando ero piccolo speravo che c'era qualcuno su YouTube oppure qualcuno che
su internet in generale che mi spiegasse come funzionasse davvero l'America, perché se vai online ci sono solo quei stupidi post che dicono come vivere in America, 5 stronzate, cioè scritte da italiani che non sono mai stati in America e che magari sono andati una settimana e si pensano di... Ah, no. O ancora peggio, ne vedo certi dove praticamente tu clicchi perché magari sei curioso, ecco, e alla fine ti fanno fare tutte delle cose, dopodiché perché o ti vogliono vendere un libro che parla di questa cosa, bravo, ti vogliono buttare in un blog a pagare, cioè l'idea è molto bella perché effettivamente vedi, tu hai detto una cosa giusta, tu hai tempo tuo magari avessi avuto qualcuno come te che ti possono spiegare delle cose basilari, no? Di come vivere là. Non l'hai avuto e quindi lo stai facendo tu per chi ha questo interesse. E quindi è una bella storia. È una bella storia. E io infatti perciò per questo pure mi è incuriosito, no? Non è che viaggiamo in America, ecco, però se tu ne stavi in America veramente ti chiamassi a te, ti dicessi Ale, fammi sapere questo e che là. Quindi veramente non posso fare altro che veramente a chi ci sta venendo, a chi che non tu conoscevano prima, ma nonostante siamo pochi, perché non è una live di chissà quanta persone, ecco, però dopo Pochi ma buoni, pochi ma buoni. pochi ma buoni, sicuramente Casa Caruta per carità, però veramente li invito a seguirti, perché che cazzo, a fare una cosa diversa, perché tu sei uno in noi, sei uno in Napoli, sei uno di noi, cazzo, nato l'altro mondo, e quindi è curioso seguirti, perché ci fai vedere cose che noi non possiamo vedere tutti i giorni, e quindi tu ci fai vedere, quindi mi fa piacere se qualcuno ti segue da qua e vede qualcosa di... Mi manca tantissimo Napoli, cioè davvero, manca le piccole stronzate, scendere al bar e prendersi un cornetto e cappuccino. Scusa un attimo, con Casa Caruto mi stai chiamando un po' a Facebook. Ah no, no, quelle, scusami, quelle caga mio cazzo, che per carità. Mi può chiamare, vabbè, tu devi sapere che in tutte le live, quasi tutte, perché ultimamente viene un po' meno, ma la maggioranza delle live c'è sta sempre una chiamata un po' a Facebook in un cazzo, che si chiama proprio così, perché poi il suo nome su Facebook è proprio Kakami Ukazzo, scritto tipo giapponese con la K, e lui come fa parte di questa live oramai perché lui fa quella chiamata, capite che bella e buona, stiamo parlando in un fatto e ti spezza da caco cazzo. da cacugazzo, però si chiama proprio così, quindi per lui è giustificato. Isso può fare, l'altro quando fanno mi spostano, quando lo fa lui mi fa molto piacere. Niente, Alessio, io fra poco ti lascio, però sono sicuro che con cada volta ci facciamo una bella chiacchierata, perché poi le cose da dirsi non si possono dire quando in da un'ora, perché effettivamente sarebbero, io parlassi a caffè di male, che ce ne sono di curiosità, non solo mie, pure chi ci sta avendo, e quindi con cada volta sicuramente ci facciamo con cada bella diretta, si ti fa piacere ovviamente. Ovvio, io sto a disposizione anche perché qua è pomeriggio, tranquillo. È una bella storia, perché io pensavo che tu tenevi questo problema effettivamente, e quindi agitavo, secondo me è venuto ma secondo me è bene proprio più perché c'è una volta, fa pure piacere, ma la seconda volta si mangia di 3 notte, penso che te ne proprio caffanculo, no? Mi fa piacere che invece è il pomeriggio, così si pensa che è fattibile. Io posso fare dei live, capisci? Sto invitando sempre qualcuno, qualche persona, perché sai, la gente comunque parliamo, ma così qualcuno, a me mi sanno, oramai santi quelli è sempre bello, diciamo, cercare di conoscere le persone, quelle che tengono a cericcia. È uno di questi proprio nella maniera più totale. Più idee, veramente, ha già scovato qualcuno che sta... In America, chissà chi ci sta. Se trovi a qualcuno, fammelo sapere. Qua ne siamo pochi, pure qua di persone valide siamo pochi in America. No, non lo so, qualcuno qualcuno però che fa i video così come te, no. Quindi tu, da questo punto di vista, sei... Comunque vai, io sono contento, fa sempre quello che fai, continua tranquillamente, perché fai una bella cosa, fai una cosa curiosa, non c'è non lo devo dire io, capito? Questa è la Cerco cosa. di portare avanti il nome di Napoli bene, bello. Sì, Vado vabbè, qui a vedere le magliette qua. Vado che le sottintese, Napoli, per carità, uno non l'ha da manco dice, è una cosa sottintesa. No, ma è bello proprio il fatto che tu sei un 24 anni, come noi, e che fai un altro tipo di vita, quindi questa è la cosa bella. Stai in altro posto, questa è una cosa piccola ma grande.
Buono. Buonanotte, casa caduta, mi raccomando, beviti un bel bicchiere di Casado, così. Mo che fa, i pochi, mo tengo la cola secca, allora è proprio la morte sua, capito? O quando fu business che a casa mi fai sapere che scassamo a cosa, che Donald Trump. Che mi Sto danno cercando una di fare il business con l'acqualete, ma è difficile. È difficile. No, guarda, ma roba l'MD, sparagna e comparisci, non ti preoccupare. Vabbè, allora che faccio? Io chiudo qua. Sì, basta che primo coso russo qua e stiamo... Abbandona la chiamata. E allora, case cadute, è stato un piacere. Vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso, grazie per tutte le domande. Se volete passare sul mio canale mi fa piacere. Fai belle cose, fai sempre video interessanti. Muzzilli è il tuo canale YouTube, mentre la pagina di YouTube È sempre la stessa. Io dico Muzzili, però non so qual è davvero la vera pronuncia. Cioè, io l'ho ascoltato, mi hanno chiamato Muzzili, io dico Muzzili. Una cosa, per sicurezza, prima, mo attacchi, poi dopo che hai attaccato puoi scrivere nella chat, scrivi con precisione il nome del tuo canale e il nome della tua pagina Facebook, qui nessuno si sbaglia. Va buono, ok. Va Buona serata a tutti, ragazzi. Pure a te, buona fortuna, lei, in bocca al lupo. Grazie, Grevi. Ciao ciao. Guagliù, spero che vi sia piaciuta questa puntata e a me molto, perché sono sincero, veramente mi sono ricreata, perché mi faceva piacere che c'è stava Alessio che ci ha detto delle cose che non sapevamo, giustamente, che stiamo a Napoli. E niente, voglio vi ringrazio, spero che vi piace questa nuova tipologia di live che stiamo facendo da un paio di settimane, che credo continuerà, perché a me mi fa piacere. Facile sapere, perché lo sapete, è una cosa nostra questa qua. Oggi me ne vaga abbiano veramente un bello bicchiere di casato cola, veramente. E niente, ci sentiamo. Oggi saluto a tutti quelli che si stanno vedendo la diretta e quelli che se la vedranno in differita, come sempre. Vi voglio bene e ci vediamo presto. Oggi poi stiamo preparando poi i video, arriveranno. Vabbè. Ciao, oggi buonanotte.